Partiti i cantieri in corso Milano a Padova per la realizzazione della terza linea del tram. Con la chiusura delle scuole e l'alleggerimento del traffico cittadino entrano nel vivo i lavori ad alto impatto per la realizzazione della nuova infrastruttura. Lasceremo sempre la viabilità aperta dalla direzione ovest verso il centro, mentre sono previste delle deviazioni per la viabilità che ha un flusso inferiore in realtà già oggi, cioè quella dal centro verso fuori. Per chi abita nelle laterali ci saranno delle deviazioni sempre segnalate nel miglior modo possibile. Da lunedì prossimo, inoltre, prenderanno il via anche i lavori in via Falloppio in zona ospedale, cantieri tra via Altinate e via San Mattia, che diventerà a senso unico, tranne che per gli autobus, i mezzi pesanti e i mezzi di soccorso. I lavori su tutta la rete sono molto impattanti sulla viabilità, per questo l'amministrazione invita i cittadini a segnalare le criticità. Ovviamente abbiamo decine di cantieri aperti, siamo obbligati a fare così perché i tempi sono stretti e quindi dobbiamo correre. Quello che cerchiamo di fare è di essere il più elastici possibile, ovvero quando emergono delle esigenze che vediamo sul campo andare a toccare per modificare magari le viabilità, per permettere l'accesso a un carraio, l'accesso a una casa, a un'attività economica. Quindi l'invito è anche ai cittadini ovviamente di avere pazienza, ma se ci sono delle particolari criticità che ce le segnalino, che proviamo comunque a intervenire anche in corsa.